E allora, signori, torniamo in diretta con i due di Via Venturi. Il presidente Mameli sempre in grande spolvero. Faccia quello in grande spolvero. Provi a spolverarsi un attimino. Tolga la... Cosa mi devo togliere? La muffa che ha addosso dalla Pasqua, dalla Pasquetta. Una certa virilità intellettiva e fisica. Quella fisica, guardi, è sotto l'occhio di tutti. Matteo, non fare la prova, potresti trovarti in grande disagio. Non voglio neanche minimamente avvicinarmi. Voglio andare a vedere la carta d'identità del prossimo ospite che abbiamo anticipato e che girava in giro per gli studi di Sardegna 1 da un po' rubando penne. No, scherzo, non è vero. Nome Pacifico, cognome Settembre, data di nascita 30 agosto del 1971, professione cantante e cantautore, segni particolari sempre on the road, assolutamente sì. Con noi Pago. Il buongiorno. mitico Pago. Buongiorno caro amico. Ben trovato. I'm happy, felici di averti qui e felice di rivederlo sempre in forma dopo un po' di tempo che non ci vedevamo dal vivo in realtà. Qualche chiletto in più. Però se volevamo iniziare bene, capito? No, ma può essere anche un segno di salute. Ma è uno che dove me lo vede questo chiletto? Ma soprattutto il presidente Mameli è uno che mette proprio a agio gli ospiti, devo dire subito, con grandi la femminuccia complimenti. di turno. Ma hai detto che è un cantante di strade e io vi ho abituato che è un cantante di strada. Sempre a dialettica delle persone. La vuol finire che roviniamo tutto il momento? Amico, cioè non viene più questo qua tra Siamo noi. amici. Siamo amici. Io e te, ma lui no, però non c'entra niente. Lei no. Poi ha parlato Slim Fast, capito? È una battuta, dai, non strumentalizzarla. Non voglio altro che sapere come stai per il momento per partire. Sto bene, a parte qualche chiletto in più sto. Passata bene la Pasqua, la Pasquetta, sto sì. benissimo, grazie. Allora, c'è tanto da raccontare, anche se molto è stato raccontato in questi anni, un po' di tutto della tua vita, sia professionale che al di là della professione, però si sa che c'è sempre un momento dove arriva il grande successo e poi nella vita per mantenere quel grande successo bisogna lavorare sodo, ma non solo, bisogna trovare anche gli incastri giusti per tenere un trend. Tu lo hai fatto in tante strade per tanti versi e questo è tra l'altro un momento dove stai lavorando a fronte anche dell'uscita tra poco di un nuovo singolo. Insomma, cosa succede e cosa è successo in questo periodo nella tua vita professionale? Hai detto bene, lavorato, nel senso ho lavorato artisticamente per chi fa il mestiere come il mio, insomma, ti metti lì, scrivi le canzoni, vai in giro, fai le serate come faccio io da sempre. Sì, perché la E parte poi col pubblico aspetti l'uscita del tuo singolo, come adesso il 9 maggio uscirà il nuovo singolo, quindi allora fai tutte quelle cose lì che sono per prassi per dare un prodotto e vedere cosa risponde il sempre pubblico. uguale, la strada è sempre quella. Ti Poi... chiedo, visto che il tuo successo è arrivato inaspettatamente, no? Con una canzone che si intitolava Parlo di te, poi dopo questa canzone è stata presa e è diventata colonna sonora di uno spot pubblicitario, ha avuto ovviamente il richiamo che ha avuto e da lì è iniziata un po' la tua storia da un punto di vista proprio mediatico, perché precedentemente noi abbiamo messo segni particolari on the road, ma precedentemente era stradale la storia. No, stradale no, però, però tu hai deciso di prendere la chitarra, lasciare la racchetta, perché io questo l'ho raccontato tante volte nei locali, in realtà all'FBI, quando ci siamo visti 1000 volte. Lui era un grandissimo giocatore di tennis, ma a un certo punto grandissimo, cioè. Giocava molto bene a tennis. Non sapevo questo aspetto della tua vita. Le corde sono diminuite da le quelle corde della le ho racchetta. strappate, quelle della racchetta, siccome c'era un caratterino abbastanza docile, focoso. Spezzata in due, ho preso le corde. Bravissimo. Lui è un esperto. Ma che c'entra, bravissimo. Questo è uno che se ci gioco ancora oggi potrei rischiare moltissimo. Sì. Quindi da lì cosa è successo? Da lì poi vabbè, insomma, mi piaceva così tanto fare il musicista e cantare in giro che l'ho fatto proprio in giro. Ma l'ho detto già tante volte che insomma, un aneddoto, io so che sei venuto a Sesto per San Gimigliano, ho parlato con molti, no. Manco fosse il Madison Square Garden. E mi hanno detto che è stata una bellissima festa l'anno scorso, sì. Molto bello. Su questo siamo d'accordo, ci bisogna dirle queste cose. Però lui è uno che proprio, come diceva On The Road, ha calcato da quei palchi a quelli molto più blasonati, come direbbe lei. Guarda, ricollegandomi a Sesto devo dire la verità, ogni estate che passo in Sardegna nelle piazze dove faccio i concerti ho sempre un'accoglienza incredibile. Vi ringrazio sempre perché è sempre bellissimo. Grande stimatore. Ma non solo a Sesto, facciamo vedere questo WhatsApp che è appena arrivato e non si firma, però credo sia donna. È sempre un figo ed è anche molto bravo, guarda. Sì, è un bel ragazzo. Ci vuole poco in realtà con Pago a trovare consensi. Ma da quel momento in cui sei partito e l'hai fatto on the road, hai girato un po' l'Europa? Ho girato, sì, sono andato a fare il cantante per strada anche lì a Parigi, dove ce ne sono così tanti che fai fatica anche a vergognarti perché ce n'è tanti. In più avevo 20 anni, quindi
Beh, vabbè, quelle città, non le avevo città così nessun grandi, tipo di timore, tipo Parigi, Roma, Londra e quant'altro, New York, insomma, sono quelle città che ti permettono appunto magari di fare questo tipo di professione, perché molta gente lo fa proprio per mestiere. Sai che tu chiedi, cioè, vabbè, gli artisti da strada hanno proprio una Bruce specie di Springsteen attestato. in America dove... duetta con gente di questo tipo. Sì, ma sono bravissimi, cioè tu li guardi in giro per il mondo. Adesso tra l'altro a Milano credo ci sia in questo periodo, se non c'è già stato, c'è in questo momento il mese degli artisti da strada, dove c'è pieno di artisti da strada, sono dei fenomeni che fanno anche una scelta di vita che io ho fatto fatica a mantenere. Vabbè. Ci sarà poco ritorno in termini economici. Sì, però per essere sincero, il ritorno è quello che ti permette di andare avanti il giorno dopo. Appunto. Okay, che esperienza è stata però? Cioè quella poi cosa ti ha permesso di fare? Quel tipo di inizio lì? Hai conosciuto gente, hai avuto incontri? Io ti dico la verità, in quel periodo ero convinto di poter cantare in inglese. No, perché? Da ridere perché con l'accento, al tempo c'avevo un accento sardo meraviglioso. Quindi con l'accento sardo cantavo un inglese molto strano e quindi ero convinto di poter andare oltre oceano a fare quel mestiere lì, ma fortunatamente mi sono guardato dentro e ho capito che era il caso di tornare in Italia e cantare in italiano. Sei inibito poi con però la lingua. sei tornato con la lingua. Sei tornato e ti sei fermato a Milano per sono fermato a Milano dopo che ho fatto un paio di volte il Giro dell'Italia. Io sono partito da Napoli, ho fatto tutto il giro. Perché tu per sei di origini napoletane? Io sono molto napoletano dentro. Ecco. Stiamo caldo qua, Come cultura, come passione? Cioè la mia famiglia è per 3/4 napoletana. Non sapevo, io pensavo. Ho una mamma che parla in napoletano, sardo. si chiama Puddu di cognome. Quindi lì è un mix. Sul piano antropologico è sardo. Abbastanza. C'è un intreccio interessante. Questo ragazzo è variegato. Io invece rimango sempre molto meravigliato guardandola e ascoltandola. Le è partito un colpo di tosse mentre parlava, che era tipo una roba che c'era dentro un cassonetto. Faccio una confidenza. No, non la faccio. Sì, alle 2 del mattino beveva un po' di moscato. Beveva, va bene, perfetto. D'altronde lui si intrattiene così, tu suoni e lui beve. E lui beve. C'è sempre l'altra parte, no? C'è gente che suona e beve contemporaneamente. Ma arriviamo al momento, appunto, come ho detto prima, del successo mediatico, a partire da quella canzone che si intitolava Parlo di te. Abbiamo un attimo un contributo, poi torniamo e raccontiamo anche quel passaggio. Parlo di te, Pago. È una vita che ti aspetto, non lo sai. Ora che sei qui tu non mi scapperai. Troppo tempo che non sentivo in me questa voglia di magia. Non puoi ridere, non puoi dirmi che ora devi andare via. Via, proprio adesso che ci sei, tu non puoi andare via. Se ti perdo, perdo la mia fantasia. E parlo di te, parlo di te, parlo con te anche se tu non ci sei. Parlo di te, parlo di te, parlo perché vorrei averti con me. Parlo di te, un video meraviglioso che è stato girato a Verona. No, che rapito. No, diciamo la verità. Anche durante il video. Stava guardando il video e ha detto: ah, ma qui quando l'hai fatto? 2005. Ah, sì, vero, 10 anni fa. Qui eri un figo. Adesso fai schifo. Veramente. Non si può guardare con questo chiletto in più. Perché mi dovete mettere in bocca parole che fai schifo? Guarda, non andiamo avanti. Sei un bel figo. In bocca non vogliamo metterle proprio niente e continuiamo invece a chiacchierare legato a questo video. Questa canzone in realtà nasce da un tuo lavoro, come tanti magari che avevi in progetto in quei periodi, e poi però ha avuto la fortuna di trovare il consenso. Sì, in verità in quel periodo noi avevamo un disco pronto con la mia etichetta del periodo e chiaramente come si fa ancora adesso, si faceva già allora. Era il periodo in cui le pubblicità
si accostavano molto alla musica. Beh, guarda Happy con Farello, la colonna sonora di un film che non è si è proprio una calcolato prassi. Al tempo c'era proprio il boom di queste canzoni accostate alla pubblicità e noi mandammo l'LP CD intero al signore della macchina in questione e scelsero Parlo di te. Che potevano non sceglierne neanche una, certo, che cominciò poi a ruotare ovunque. È stato un martello. Un'estate dove ogni radio sentivi Parlo di te in qualunque. È stata un'estate intensa dove non mi sono fermato forse mai. Ecco, è lì che io torno indietro a quello che tu hai detto all'inizio di queste due parole, poi andiamo in pubblicità che siamo già lunghi e poi dopo riprendiamo il tema. Stiamo lavorando anche adesso all'uscita di un prossimo singolo. C'è sempre quello stress, quell'ansietta da oddio come andrà, come non andrà, perché ogni canzone è ovviamente legata al destino che il pubblico poi gli fa avere, no? Guarda, ce l'hanno, io lo so perché ho parlato anche con molti artisti di tanta più fama, ce l'hanno loro che a vederli dalla nostra parte diresti ma come fai ad essere così ansioso, devi stare tranquillo, sei una star, ce l'hanno loro, figurati noi quando deve uscire qualcosa come stiamo. Va bene, allora torniamo tra poco e tra poco avremo anche Maria Pintore al telefono per fare un bilancio di Pasqua e Pasquetta al Nord in Gallura e poi proseguiremo con Pago queste due chiacchiere. Lui ha portato una chitarra ma l'ha appoggiata lo so, ma la mattina cantare per i cantanti non è mai così semplice. Torniamo tra poco, dai, lei non faccia il barbone che ha già fatto troppi danni. Ma l'eccezione ci sarà. Dia lì nella sua cuccia, si può dire. Come sarebbe a dire? A tra poco. E allora torniamo in diretta, non so se si è percepito il non ha tutti i torti, ma perché stavamo parlando fuori onda ovviamente con Pago, col quale torneremo a chiacchierare tra qualche istante. Adesso invece collegamento con Maria Pintore da Olbia. Buongiorno Maria. Buongiorno diletta Maria. Ben ritrovati, un saluto anche a Pago. Buongiorno a te. Ciao, io l'ho intervistato, guarda, credo 2 estati fa ai giardini di Porto Cervo, fu un'intervista bellissima trasmessa proprio da Sardegna 1 in uno speciale meraviglioso. Vedi? Per cui si stava lo saluto bene con lì, molto affetto. Torniamo alla nostra Pasquetta. Sì, perché noi ti chiamiamo per un piccolo bilancio. C'è stato un momento di pioggerellina ma veloce. Proprio una cosa, a Napoli avrebbero detto schizzichea, proprio una goccerellina che arriva e va via. Come sono andate la Pasqua e la Pasquetta in Gallura? Sono andate bene, ritengo. I conti, come sai, si faranno fra qualche giorno, perché la cassa si chiude fra qualche giorno, per cui fra qualche giorno ci saranno i totali. Però così a naso ti devo dire che c'era un bel movimento di gente, tanti in braghe corte, quindi vuol dire che c'erano tanti turisti in giro. Quando vedi calzini bianchi e braghe corte sono tedeschi mediamente. E soprattutto ciabattazze inguardabili, devo dire. E quindi sì, sono abbastanza inguardabili. E quindi diciamo che erano molti, tanti. Nessuno ha adempiuto alle richieste della Brambilla cercando di non sacrificare l'agnello, perché a gli agnelli Bidoni si sono fatti proprio un'agnellata di brutto, se ne sono fregati della Brambilla. Sì, ma proprio altamente. Addirittura a Bidoni c'è stata la sagra dell'agnello e quindi proprio addirittura so di persone a Bidoni, che sta lì vicino al lago Modeo, che hanno dovuto fare retromarcia perché non c'era più posto, cioè erano finiti gli agnelli sostanzialmente. Sì, era la risposta alla provocazione della Brambilla sulle tavole. Fregati degli inviti della Brambilla. Bene, quindi allora l'unica attenzione che ha svegliato un po' tutti è quella del telelaser, perché sai che ormai il Comune di Olbia ha sistemato su tutto il suo territorio questi oggetti bruttissimi che ti fanno guidare sempre con lanci addosso, diciamo, e li hanno dislocati in diverse località, alcune strategiche, perché erano quelle che andavano verso il mare. Tra San Teodoro e Olbia, no? Avranno avuto una Pasquetta un poco più dolorosa di altri, però ci sta, voglio dire, basta stare un po' più attenti. Dicevo, comunque tra San Teodoro e Olbia, Maria. Chiudo. Pronto, Maria. non ti sento più? Sì, no, io ti sento. Dicevo, Okay, tra adesso San ti sento. Teodoro ed Olbia ci sono proprio quei due piloni che controllano la velocità in entrata e la velocità alla fine per fare Sì, una media. Vedi, quello di San Teodoro l'hanno dovuto togliere perché l'hanno poi c'è stata tolto? una sentenza del TAR, tutta una storia lunga, quello non c'è più. Però il Comune di Olbia ha dislocato questi telelaser su tutta una serie di vie strategiche che portano verso il mare o che comunque consentono delle accelerazioni improvvise. Però, quindi scusami, in quei punti ci sono i telelaser. Una domanda Per veloce sapere- e chiudiamo. Il telelaser deve poi fermarti la pattuglia successivamente? Ritengo di sì. Ecco, no, questo Ritengo di sì. Ecco. E comunque il Comune, buono in questo senso, ha pubblicato sul sito del Comune la mappa delle strade interessate di volta in volta.
Per cui tu sai che se vai per esempio via Aldomodo, quel giorno c'è il telelaser, ti conviene andare piano. Per tutti quelli che sono ancora in vacanza in giro per la Sardegna, lo faranno anche per il prossimo ponte del 25 di aprile, o magari rimarranno anche fino poi al non ci 1° sono maggio. stati grandi concerti, non c'è stato grande spettacolo, sai che i concerti erano tutti sul versante di Castelsardo, c'erano Noemi, la PSM a Porto Torres, quindi c'è stato un bel movimento musicale da quelle parti. Di qua tanto mare, tanto sole, tanto ristorante, tanto agriturismo, tanto relax, tanto caffettino in spiaggia. Insomma, una cosa molto bene augurante per l'arrivo dell'estate, che per molti è iniziata, ve lo dico. Benissimo. Maria, grazie. Maria. A venerdì. Ciao Maria, Un bacione a tutti, buona giornata. grazie a voi. Ciao, grazie Maria Pintore. Invece tu sei rimasto in zona o eri in giro per la Sardegna? Io sono rimasto in zona qui in Rimasto in Sardegna. zona, ma sì, ma chi te lo fa di fare la scampagnata con telelaser? Che No, poi siamo l'ansia da rimasti- telelaser, ti è mai venuta l'ansia da telelaser? Che t'hanno magari hai detto Dio mi hanno preso, però il telelaser in realtà deve avere quella cosa che se ti fanno la A me non ripresa è lì, venuta l'ansia, a me mi hanno preso. ma t'hanno più preso di una proprio. volta. E sei L'ansia stato t'ha venuta a sanzionato. te, a me Ti hanno l'ansia sanzionato. Quindi ti hanno fermato successivamente perché ti devono fermare con un'altra assolutamente. pattuglia più avanti. Quindi sei Addirittura mi hanno stato anche sanzionato. deriso, tra- Ah sì, Sì, hai sì, detto sì. pago adesso Famosa, pago. sì, 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 Ma ti siamo. hanno detto i poliziotti paga Quanto adesso. quanto Tira è fuori stato i soldi. l'importo? L'importo? Non me ne ricordo perché ne ho preso più di una. Sommati. sei parente di Matteo Bruno, anche lui, No, sono la sua pensione, mi sa, quindi Ma non ho capito, sempre la mia pensione devi scippare. andiamo a parlare Andiamo avanti, di pago. musica, quella che sta per uscire, ma anche per capire un po' come è cambiato il mondo della musica, perché i supporti non sono più quelli del CD che escono proprio fisicamente, ma adesso Ahimè, soprattutto no. i singoli escono via internet. Assolutamente. La rete. C'è una classifica, tra l'altro, Sì. FIMI che è digitale per i singoli, quindi sì. volendo uno può anche fare il supporto fisico, però Dico, non ha... costa un sacco di soldi, cioè, Ha costa un di costo più. fare il supporto fisico del singolo e ormai ci stiamo abituando ad acquistare sempre più online che andare nei negozi. E siccome il prossimo singolo uscirà esattamente Il 9 maggio, il 9 maggio, 9 maggio noi poi appena torneremo, Torneremo, dai, certo. ti tutti- riavremo qui molto volentieri. anche per me è un Però piacere. il modo di fruire della musica è completamente rivoluzionato in questi ultimi decenni, cioè proprio il mercato della musica, lo abbiamo detto tante volte, lo dicono un po' tutti anche gli addetti ai lavori, è in difficoltà perché non si vendono più i tanti dischi, se non dei grandi cantanti, dei nomi. E neanche loro continuano a vendere Esatto. un quantitativo ancora interessante per loro o per chiunque, ma una volta vendevano molto ma molto di più anche loro. Oggi invece fisicamente. chi compra dalla rete si fa una compilation, cioè prende un beh, pezzo di adesso- Pago, un pezzo di Vasco, un pezzo di Adesso Rigobert. guarda che stanno uscendo Matteo, queste ho visto una piattaforme. chitarra. No, stia zitto, fermo Stia lì, zitto, c'è per ancora da favore, fare. Lei non prende iniziative, per favore. Ci sono- Ansioso di sentirlo dal vivo. Non prende iniziative perché Sono abbiamo ansioso. un altro passaggio prima di arrivare alla chitarra, se ce la faremo, perché io devo venire incontro anche alle esigenze dell'ospite, non come lei che lo denigra e basta. Esatto. Comunque chilo È 3 ore che sto sta cercando trattenendo di il fiato. respirare il meno possibile Complessi per gli ha non fatto far vedere dire. sto chiletto, hai capito? azzardato una frasetta. Lei non dovrebbe più respirare per tutta la vita per tornare in forma. No, io no. Stai zitto. non ho nulla. Sì, sì. No, parliamo Stai di Music ingrassando. Farm a proposito di musica, perché quello è stato un momento anche lì di carriera dove un talent sulla È stato musica. veramente bello. Una bella Devo essere esperienza. sincero, un'esperienza incredibile che eravamo indecisi anche se farla perché ahimè poi le radio dopo hanno chiuso un po' gli occhi, c'era un po' il tappato un po' marchio le dei orecchie. talent. Sì. Anche se in realtà non era un talent No, perché con me infatti, c'era Franco Califano, Ivana Spagna, Alberto Fortis, adesso Jenny B, ce n'erano tanti e tanti bravi. Caspita, vediamo un po' qualche immagine da quel momento e da quell'esperienza che tra l'altro poi appunto hai vinto. Senti che fuori piove, senti che bello. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e
Tu contro Massimo Di Cataldo, in quel momento non votate a casa. Non l'ho picchiato io, Io non l'ho picchiato. L'hai picchiato. Io non l'ho picchiato. No, facciamo queste facili battute. Sì. Non facciamo queste facili battute. Vabbè, insomma, chiuse dopo 3 edizioni questo programma. Il primo lo vinse Riccardo Fogli, il secondo Manuela Dolcenera. E poi tu, perché costava un sacco fare questo tipo di C'era produzione. un'orchestra, un po' di orchestra bellissima, numerosissima, quindi costava un po' questo programma. Sì. Allora, senti, tanto tornerai e il resto dei contributi che abbiamo preparato li teniamo anche per la prossima volta. Facciamo così, visto che c'è la chitarra, 1 minuto ce l'abbiamo per accontentare anche il presidente Mameli. E quindi, da uomo di palco quale sei, scegli tu con cosa chiudiamo alle 10 del mattino, con cosa possiamo lasciare. C'è mio figlio che mi sta guardando. Nicolino, Nicolino piace questa canzone. Ciao Nicola. Bene, ciao Nicola. Io che guardo il cielo ogni secondo, perché sai, vorrei capire fino in fondo. Che strana vita, amore mio, che strano mondo, così diversi mai di te che voglio vivere. È inutile, tu non mi ascolterai, ed io continuo a vivere di te. Non cambi mai, non cambi mai, perché sei come sei, non cambierai, non cambierai. Lo sai, la vita è un gioco, a volte è piena di parole, ma tu sei un fuoco che accendi il cuore dentro me. E allora l'applauso del nostro pubblico anche da fuori, che chiaramente premia. E io vi pago. Il nostro pubblico da fuori che saluta È euforico. ed è euforico nel momento in cui appunto Pago ha imbracciato la chitarra e ha fatto sentire questo pezzo. Questo pezzo che era del 2005, sempre dell'album Parlo di te. Va bene, con questo chiudiamo l'appuntamento, ce lo diamo proprio pochi giorni dopo che uscirà il prossimo singolo. Lei perché prende la campana? Perché per suonare la campana in questa giornata Ci vuole un rintronato, è vero, per suonare la campana. ma per dare Pensavo volesse fare il belato di prima. Lui non riesce a fare solo il montone, i come hai fasti hanno sentito. bisogno anche della campana. Siamo in ritardo, grazie a Pago, Pago. per essere venuto a trovarci. Ci si rivede come esce il singolo. Grazie a tutti voi per averci seguito anche in questo martedì. L'appuntamento è stasera alle 21 su Sardegna 3 per la replica, la prima, la seconda a luna di notte su Sardegna 1 se siete nottambuli. Grazie al meraviglioso presidente Mameli, a Stefano Perra, a Gigi Perra e al DJ Fabietto. A domani alle 8. Ciao.